Inaugurata a Caorle l'edizione 2012 della Fiera dell'Alto Adriatico con la partecipazione delle maggiori autorità locali. Le nostre telecamere sono andate a curiosare un po'. Il servizio di Elisa Borri. Oggi a Caorle si inaugura la Fiera dell'Alto Adriatico, il salone professionale per alberghi, ristoranti e pubblici esercizi. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Presidente, oggi si inaugura la fiera qui a Caorle, Fiera dell'Alto Adriatico. Due parole su questa fiera e oggi come inizio, quali sono le prospettive per questi giorni? È un tradizionale appuntamento che dura ormai da 42 anni e l'invito agli albergatori e ai gestori della ristorazione di ritrovarsi assieme in un unicum, un concentrato di visita agli stand, sempre molto professionali, e di partecipazione ai seminari e ai convegni. Qual è il programma nel complesso di questa fiera? Tutti i giorni ci sono appuntamenti proprio di settore. Oggi l'appuntamento con il noto giornalista del TG5 Bonsignore, presenta un libro, domani la giornata dedicata alle pizzerie, martedì ai ristoratori e mercoledì, per concludere, è la giornata per l'operatore di Caorle. Oggi alla Fiera dell'Alto Adriatico abbiamo un ospite speciale che presenta il suo libro. Oggi pomeriggio che cosa ci svelerà? Beh, abbiamo fatto questo libro, sono alla seconda esperienza perché noi abbiamo una rubrica che va in onda da molti anni, qualcuno la conosce, va in onda all'interno del TG5, si chiama Gusto, è un piccolo momento di relax senza tante pretese, però insomma insieme a tante notizie importanti della cronaca, della politica, ci concediamo il martedì, il giovedì, il sabato un momento per andare un po' in cucina e quindi da questa esperienza televisiva ne abbiamo tratto dei libri, questo è l'ultimo. Qual è il consiglio che vuole dare ai vari ristoratori, anche ai vari clienti e chi ama il gusto? Allora, la crisi c'è indubbiamente, secondo me continuerà. I ristoratori sono una categoria che la sente in modo molto particolare, ma se posso dare un suggerimento, molta attenzione al prezzo e alla qualità. La gente chiede, come si faceva negli anni 60, negli anni 50, all'amico: scusa, conosci un posto dove si mangia bene e si spende, non dico poco, ma il giusto. È una fiera che ormai viene rinnovata negli anni, è una fiera che raccoglie il settore merceologico sia dell'accoglienza ma anche quello dell'attrezzatura, un settore molto importante per i nostri operatori, per cui bravi gli organizzatori che pure in questi anni di crisi riescono ad allestire una manifestazione così importante per tutta l'area del Veneto orientale, ma non solo, anche ovviamente coinvolgendo regioni anche limitrofe. La provincia di Venezia qui agli stand della Fiera dell'Alto Adriatico, che ruolo avete e che programmi ci sono per i prossimi giorni? Beh, ormai da molti anni c'è una stretta collaborazione tra la provincia di Venezia e questa fiera, una fiera organizzata da Jesole Caorle, ma possiamo dire che rappresenta davvero l'Alto Adriatico perché è molto importante e consolidata. Noi non possiamo che sostenere questa iniziativa, ma già da qualche anno siamo presenti perché all'interno cogliamo questa occasione per creare dei cicli di incontri, di proposte, di confronti con gli operatori, proprio per essere sempre all'avanguardia e soprattutto in questo momento di crisi anticipare quello che ci potrebbe aspettare di negativo. In realtà io sono molto positiva perché i numeri dello scorso anno hanno dimostrato un record di questa provincia e in particolar modo da questa parte del territorio con dei valori positivi. Il problema del turismo sono i nostri problemi dell'amministrazione del Veneto, noi saremo a fianco agli operatori conscienti del fatto che è un momento di difficoltà ma che comunque ogni euro dato al turismo è un investimento per il futuro del Veneto. Grazie a questi magnifici imprenditori che comunque ci permettono ancora di dire che questa è l'industria più grande del Veneto, che è quella del turismo, con 12 miliardi di fatturato e 63 milioni di presenze. È il punto di partenza della stagione turistica, è un'occasione importante di confronto tra operatori, ma soprattutto, ripeto, di partenza di una stagione che mi auguro sia importante come quella dell'anno scorso, che è stata effettivamente la più bella degli ultimi 15 anni, per cui ecco, siamo fiduciosi nonostante la crisi a livello mondiale dell'economia, però siamo fiduciosi che le nostre spiagge possano offrire un rapporto naturalmente qualità-prezzo che ci consenta di riempirle come gli anni scorsi. E dico, tutto sommato sono abbastanza fiducioso perché nonostante la crisi è una fiera che tiene ed è effettivamente l'appuntamento importante delle spiagge venete. Qui troveremo imprenditori, politici, organizzazioni degli imprenditori che si confronteranno su questo tema e che potranno anche lanciare
argomentazioni per uno sviluppo ancora e da una parte più sostenibile, ma che consenta all'economia turistica di crescere ancora. Quindi ottime aspettative anche per questa stagione. Diciamo molto fiduciosi, nonostante tutto molto fiduciosi.